La Lega si fa il lifting, il Carroccio si toglie le rughe solcate dallo scandalo e il chirurgo è lui, il nuovo tesoriere del partito, Stefano Stefani. Una volta chiarite quelle disgrazie che ci hanno colpito, non secondarie, anzi importanti, soprattutto per un movimento come la Lega che ha fatto della legalità la sua bandiera, però ricordiamo che sono qualche uomo del quale purtroppo ci siamo fidati, che ci ha tradito. Poi se lo vogliamo tradurre in spicciolio, sto finendo di fare i conti assieme alla società di revisione, pare che siano 500-600 mila euro, che non è detto che manchino, ma che in questo momento non sono regolarizzati. Adesso l'obiettivo è tornare alle origini, quando il Carroccio era la voce della protesta. La Lega per questo è pronta a uscire dal Parlamento, ma questo significa chiedere ai senatori e ai deputati col fazzoletto verde di lasciare la poltrona. Io sono al servizio della mia terra e del lavoro del mio partito. Io credo che tutti i miei colleghi siano così. L'ipotesi che verrà discussa nel prossimo congresso federale potrebbe portare il Carroccio a cambiar pelle e a diventare un partito dei sindaci e delle regioni. Potremmo rivolgerci esclusivamente all'amministrazione locale, ai sindaci, alle realtà che già controlliamo, alle regioni, con l'intento magari di provare ad andare anche in Lombardia, ma a questo punto diventa fantapolitica. La Lega si prepara a battezzare il successore di Giampaolo Gobbo. Il segretario sarà uno dei due candidati, Tosi o Bitonci, comunque un giovane, capace di dare nuovo impulso al partito. Certo i tempi ruggenti non torneranno più. C'era una volta la Lega di Bossi, il puro sangue che trascinava il Carroccio alla conquista dei voti contro i giochi di potere, ma oggi sulla scena politica ha fatto irruzione un nuovo capopopolo, Beppe Grillo. Io credo che non ci sia la minima possibilità di paragonare l'intelligenza, la capacità politica e la visione di Umberto Bossi a quella di Beppe Grillo. Però Bossi aveva un progetto, Grillo non so che progetto ha, lei lo sa?